Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Eccoci qua, come dicevo prima, come tutti i lunedì alle 9:15, minuto più, minuto meno, con Carla De Bernardi, La grande città, Milano e non solo. Buongiorno Carla, innanzitutto. Buongiorno a tutti. E allora, oggi è proprio il 13 di marzo e il 13 di marzo cade una ricorrenza molto milanese che però ha anche qui una valenza più generale, come scopriremo stamani. Abbiamo pubblicato ieri un paio di foto in aggiunta al normale post che annunciava la trasmissione, che molto probabilmente qualcuno avrà visto e avrà detto: ma cos'è sta roba qua? Questa pietra con 13 tagli praticamente a forma di sole, che sta in una chiesa di Milano, in corso di Porta Vigentina, che ieri peraltro era chiusa fino alle 4:30, proprio nel giorno della festa di che cosa? Spiegaci tutto tu Carla, perché il 13 marzo ogni anno si ripete questa ricorrenza, ne ricorda un anno in particolare, un anno molto preciso. Sì. Allora, io devo prima fare ammenda, cospargermi il capo di cenere Per che e una cosa? sete. E adesso te lo dico, perché nel libro è scappato un 352 al posto di un 52. Cioè, la vicenda si svolge nel 52, chi dice nel 51, chi dice nel Sì, 52, dopo Cristo, a me è scappato un 3 prima del 50, probabilmente è un è un refuso refuso. che è rimasto nella bozza, È però se chiaramente un qualcuno lo refuso. nota potrebbe dire che sono un ignorante e avrebbe perfettamente ragione in questo caso. Allora, torniamo al fatto che siamo o nel 51 o nel 52 avanti Cristo e c'è questo prodigio del 13 marzo. Tra l'altro io mi aspettavo che ci fosse la festa dei fiori in corso di Porta Vigentina, perché tutti gli anni per il 13 di marzo si fa la festa dei fiori. A me sembra che ieri non ci sia No, stata. era un'edizione praticamente del mercato del sabato normale. Ecco, vedi, Ci, invece per ci tanti, son tanti, tanti son anni passato la anch'io ed festa. era una cosa francamente oscena, a partire dal fatto che la chiesa era chiusa nel giorno della festa, quella dove Eh, c'è, quella dove c'è la famosa pietra di cui ci parlerai. sì, esatto. Era praticamente chiusa e per miracolo si è riusciti a entrare un gruppetto di persone, perché ciò nonostante c'era un gruppetto di gente fuori che aspettava di entrare. E Sì, alla fine, certo, perché miracolosamente, il miracolo è stato quello lì, che si è riusciti a entrare, che non è sì, proprio una gran bella cosa. Comunque, no, infatti, ma poi soprattutto a me spiace molto quando si perdono delle tradizioni così antiche, no? sì, no, poi il mercato dei fiori è una pagliacciata, cioè non era un mercato dei fiori, c'era il tizio Sì, che era la festa dei fiori, chiamiamola così, era una grande festa sì, del perché quartiere di significava il Porta passaggio l'arrivo della primavera, c'erano i fiori. Invece, praticamente ieri c'era Esatto. la solita roba, quello che trita le zucchine, quell'altro è il Sì, mercato. esatto. Il Ogni tanto mercato. io ci casco e lo compro e non funziona mai. Vabbè, allora cominciamo da dire appunto dove la si trova, perché normalmente si può andarla a vedere. È incastonata nella navata della chiesa di Santa Maria del Paradiso, o al Paradiso Al che sia, paradiso, al sì. Paradiso, che è in corso di Porta Vigentina, al numero, comunque la si trova, e perché il corso di Porta Vigentina è piuttosto breve, ed Sì. è una chiesa che fu fatta alla fine del 500 e originariamente apparteneva all'ordine terziario di San Francesco. Vabbè, poi ci sono stati vari rimaneggiamenti e ora è come la vedete. La facciata è ottocentesca, perché sai che questa cosa è successa spesso, che chiese o medievali o rinascimentali venissero poi rivisitate o in salsa barocca o in salsa ottocentesca, e quindi anche Santa Maria al Paradiso ha avuto questa storia architettonica, diciamo, e quindi ha questa facciata ottocentesca. E dentro abbiamo appunto questa meravigliosa navata, meravigliosa insomma come tutte le navate, che porta all'altare, e c'è questa grande pietra a livello del terreno, nel senso che è proprio incastonata Con dentro, una lapide davanti, che spiega un con po' una in lapide sintesi. davanti, esattamente. Questa pietra ha 13 raggi. La foto che mi hai mandato tu, ci sono dei nomi su questi raggi che sono nomi di costellazioni. Sai che io non so, questa cosa qui non ero riuscita a trovarla.
i nomi che ci sono nell'immagine che tu hai Sì, pubblicato, sì, che adesso magari mandiamo in onda, anzi ce l'abbiamo davanti agli in occhi. onda, perché in parte sembrano nomi di stelle. Io questa cosa del significato di eccola lì, la vedi? Sì, sì. Se leggi i nomi, alcuni sembrano proprio nomi di stelle. Sì, Vabbè, perché secondo questa è una alcuni cosa che questa era una pietra che aveva a che fare con le cognizioni astronomiche dei Celti. sì, esatto, esattamente, le cognizioni astronomiche. Comunque cosa succede? Succede che siamo appunto nel 51, 52, a seconda dei biografi, dopo Cristo, e arriva a Milano questo signore che si chiamava Barnaba. Barnaba in realtà si chiamava aspetta che ho qua il libro, spero che non ci siano altri errori. Si chiamava, secondo Paolo Diacono, allora lui arriva appunto nel 52 inviato dall'Apostolo Pietro. Barnaba in realtà si chiamava Giuseppe di Cipro, però viene chiamato Barnaba, Soprannominato Barnaba. sì, figlio della consolazione o figlio dell'esortazione. Questo è il suo nome con cui è passato alla storia. Lui se ne andava a spasso con Saulo. Saulo era stato un persecutore dei cristiani, ma poi quando si convertì, no? Quando si convertì prese il nome di Paolo e i due amici andarono in giro qua e là a evangelizzare popolazioni in Asia Minore, eccetera, eccetera, e andarono in Turchia, andarono in Anatolia, e a un certo punto litigarono, non si sa perché litigarono, e comunque il nostro si separò da Paolo e andò prima a Cipro e poi a Roma. Anche a Roma predicò il Vangelo e si dice che convertì il futuro vescovo dell'Urbe, che si chiamava Clemente. Dopodiché arrivò a Milano e era vestito male, aveva una tunica, una scodella per l'acqua, un bastone, era proprio un pellegrino, diciamo. Sì, Messo male, sai come si dice, sempre un pellegrino. sì, esatto. E, Cuncià come un pellegrin, si come un dice a pellegrino. Milano. E Emilio De Marchi, che è un scrittore milanese, così descrive quella giornata. Dice: «I cui giornad del 13 de marz, punto di domanda, era la fera longa longhera, giò fino al Dazzi, coi banchit de vieux, de girani, coi primrose». Questa è la descrizione della fiera di cui parlavamo Dei prima, fiori. che non c'è più, o comunque è stata ridotta a un banchetto del mercato. Allora arriva questo qui vestito come un pellegrino e prima di entrare in città fa una sosta in un bosco. Lui entra in città dall'attuale Porta Venezia e lì appunto era una zona boschiva. C'era un gruppo di persone, non si sa se le persone fossero già lì a celebrare un rito in onore mi sembra, dell'uccisione di Giulio Cesare, oppure se si radunarono intorno a lui perché arrivò appunto questo personaggio che attirò lo sguardo della gente, che fece campanello, come diceva mio figlio, fece campanello vicino a lui. C'era questa pietra in questa zona del bosco che praticamente corrisponde, fai conto, a dove adesso c'è il planetario più o meno, Sì. dei giardini di Indro Montanelli. Qualche anno fa, a un certo punto, furono scoperti dei resti di una chiesa lì, non so se ti ricordi. Era la chiesa di San Dionigi, la Sì. basilica di San Dionigi. Poi questi resti sono stati reinterrati, infatti io l'altro giorno non sono riuscita a trovarli, e comunque lì c'era sorse poi la chiesa di San Dionigi, che era una delle 4 basiliche ambrosiane di Milano, ed è l'unica che è scomparsa, perché le altre 3 sono rimaste, che sono Sant'Ambrogio, San Nicola in Brolo e San Simpliciano. Questa qui era la quarta e formavano una croce, queste 4 basiliche, come a voler proteggere la città. Comunque dove c'era San Dionigi, e quindi più o meno dove c'è il planetario oggi, planetario Eupli, di cui poi un giorno parleremo, perché Sì. anche quello è un altro posto che ha tutta la sua bella storia, come tutto ovviamente. E lui, c'era questa pietra, questa grande pietra, e lui con un dito la incide e fa 13 raggi. Tra l'altro tu sai che le costellazioni sono 12, però ce n'è una che non è stata ancora definita, e quindi probabilmente lui sapeva che le costellazioni erano 13. Conficca la croce, fa lì per lì una croce con dei rami secchi, oppure usa il suo bastone, ma insomma riesce a impapocchiare una croce
e la conficca nel foro. E quindi tutti lì intorno pensano che sia un grande prodigio, cioè riuscire a incidere la pietra con Con un un dito legno. E oltretutto conficcarvi un legno. e conficcare un legno nella pietra, hai capito? E quindi tutti cominciano a seguirlo. Naturalmente questa è una delle leggende, perché poi ce ne sono altre, ma diciamo che questa è quella che ho preso io per buona. Diciamo che il fatto storico è l'inizio del cristianesimo a Milano. L'inizio del cristianesimo. Il primo È la vescovo. vittoria sulle tradizioni celtiche, diciamo così. Esattamente, perché questa pietra aveva origini celtiche. E quindi lui, seguito da questo corteo di persone che a questo punto non lo molla più perché hanno visto che è in grado di fare delle cose straordinarie, fanno un lungo giro e entrano a Milano da Porta Ticinese, tant'è che da allora tutti i vescovi milanesi entrano da Porta Ticinese. E anche i condottieri entravano da Porta Ticinese. Fai conto che mi ricordo che Francesco Sforza entrò da Porta Ticinese. Porta Ticinese era il luogo di ingresso ufficiale dei vescovi, sicuramente perché poi percorrevano, come si chiama, arrivavano al Carrobio, percorrevano quella che oggi è via Torino e arrivavano in Duomo. Dove il Duomo arriva a fine 1300, però lì c'era la Basilica di Santa Tecla, quindi arrivano in centro a Milano. E così fa il nostro amico Barnaba. Il nostro amico Barnaba entra da Porta Ticinese e quello che accade è che era un giorno in cui c'era ancora la neve per terra, contrariamente a oggi, e la neve si scioglie e spuntano i fiori. Ecco perché viene poi fuori la festa dei fiori, perché al suo passaggio spuntano i fiori. Lui non voleva entrare in città e era rimasto fuori a Porta Orientale, che poi diventerà Porta Venezia, dove ci sono appunto i giardini, perché c'erano le statue pagane intorno a Milano. E quindi lui non voleva passare davanti a queste statue. Ma dopo che sono nati i fiori, la neve si è sciolta e lui si appresta appunto a girare intorno alla città per capire come entrare in città, le statue pagane crollano. E quindi questo è il secondo prodigio di San Barnaba, perché abbatte solo col suo passaggio le statue pagane. Tant'è che poi un sacco di gente che lì intorno decide su due piedi di farsi battezzare. Quindi lui fa i primi battesimi della Chiesa cristiana, li fa lui e celebra la prima messa. Dopodiché questa pietra, come mai arrivi in Santa Maria al Paradiso, fa dei giri, sta un po' in giro e poi finalmente arriva lì. Ma Barnaba non rimane a Milano, affida la diocesi a un suo discepolo che si chiamava Anatalone, tant'è che tutti pensano che il primo vescovo di Milano sia Anatalone mentre è Barnaba, e parte di nuovo per l'Oriente, arriva a Salamina dove alcuni giudei che non volevano saperne di cambiare Dio lo lapidano, e lo lapidano perché lui era andato francamente a rompergli le scatole. Cioè, diciamo pure che questi apostoli, ma compreso San Francesco che io venero, andavano in Asia, andavano in quelle popolazioni lì e volevano convertirle. Quello che poi abbiamo fatto con le crociate, no? Cioè, il cristianesimo voleva espandersi e quindi si andava da gente che credeva in tutta un'altra religione, in tutto un altro Dio, a dirlo, adesso ti devi convertire. Questi giudei a Salamina non la prendono per niente bene questo tentativo di Barnaba di convertirli e lo lapidano. E quindi così finisce la storia del nostro Barnaba. Poi a Milano ci sarà Natalone e poi tutti quelli che vengono dopo. Quindi questa è un po' la storia. Io invito tutti ad andarlo a vedere, la pietra del 13 di marzo. Tra l'altro il buco è tappato e di solito il 13 di marzo veniva aperto e veniva conficcata una croce simile, diciamo, o comunque che simboleggia quella di Barnaba. Tutte cose che tu mi dici che ieri non sono successe. Quella l'hanno messa, la croce è quella l'hanno messa. La vedi? croce lignea c'era. Ah, benissimo. E quindi in parte, cioè la celebrazione, diciamo, del 13 di marzo è stata fatta, peccato per questa fiera dei fiori, perché appunto siccome Barnaba fa fiorire, praticamente cos'è? Il simbolo della nascita della primavera a Milano, certo. che anticipa di 10 giorni, una settimana,
sulla primavera dell'equinozio, no? Che sarebbe tra il 20 e il 21 di marzo. Dappertutto la primavera inizia il 21 marzo, a Milano i fiori sbocciarono al passaggio di Barnaba il 13 marzo. Bene, Carla, siamo arrivati alle 9:32, dobbiamo salutarci qua. Lo so, mi sembra che abbiamo detto però tutto. Sì, credo proprio di sì. Compreso ciò che non va, le pecche della giornata di ieri. Comunque, al di là di questo, grazie come sempre a Carla De Bernardi e buona settimana. Possiamo già anticipare, visto che di solito anticipiamo quello che diremo la volta prossima siamo nel pieno delle 5 giornate. Già. Quindi parleremo delle 5 giornate di Milano. E ne avremo da dire. Grazie ancora Carla. Allora. Grazie buona a tutti, settimana. grazie agli ascoltatori, scusatemi ancora per l'errore. Capita, i refusi sono all'ordine del giorno. A me fanno soffrire i refusi. Lo so, ti capisco benissimo. Vabbè, adesso immediatamente ci sarà una nuova edizione, vado subito a dirlo. Bene, grazie Carla. Mi stupisce che nessuno abbia puntato il ditino, comunque è andata così. Hai visto? Ci sarà modo, visto che il libro è andato benissimo, c'è una riedizione di sicuro. Ciao, grazie. Ciao Carla, buona settimana e vi lascio tra poco con Alessandro Panza a Orizzonti Verticali e a seguire come tutti i giorni dal lunedì al venerdì Oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin, Francesca Musacchio, immigrazione, Gianmaria De Francesco, economia, inflazione, BCE e poi Matteo Faisi, il detonatore. Si parla di cultura con Walter Veltroni protagonista. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi.